Acchiappa l'idea! È tempo di montare il presepe 2021. Benvenuti amici ed amiche a questo tanto atteso video. Oggi è l'antivigilia e proveremo a arrivare a finire il presepe 2021. Ho pensato di costruirlo a casa della nonna perché ha questo ingresso dove mi trovo ora, che è adatto perché è una stanza che può essere dedicata appunto al presepe, e la nonna poi in realtà è la proprietaria delle statuine e quindi io metto i petti, lei mette le statuine nella stanza. Questo qui è lo spazio che andremo ad occupare. Quasi tutti i petti che comporranno questo presepe li ho realizzati nel 2021 e trovate i tutorial qua sul canale Acchiappa l'idea. E quindi in questo video mi dedicherò soltanto all'assemblaggio dei petti stessi per comporre poi il presepe finito. Lo costruirò qua su questo comò che è a un'altezza giusta e però andrò a togliere entrambi questi quadri e ovviamente questa bella statua. Il comò lo copriremo per proteggerlo e posizioneremo dei pannelli per ingrandire la base d'appoggio. Il presepe sarà profondo circa 80 cm e lungo circa 1,80 m. Bene, iniziamo col vedere uno degli aspetti centrali per i presepi, cioè la parte elettrica. Allora vedete, da questa parte c'è il presepe, ma l'energia elettrica l'abbiamo qua per terra in quest'altra stanza, e quindi attaccheremo a questa ciabatta un'altra ciabatta che passerà sotto questa porta, verrà appoggiata sopra quella sedia e rimarrà nascosta sotto il nostro presepe e ci consentirà di spegnere e accendere e avere a portata di mano tutte le spine di tutte le parti elettriche che andremo poi ad attaccare. Ora, per prima cosa, bisogna liberare il mobile dal soprammobile e dai quadri. A questo punto il piano direi che lo possiamo dare per definitivo, mi sembra abbastanza stabile, ovviamente non ci calpesteremo sopra, però se uno si appoggia mi sembra sufficientemente stabile. Posizioniamo le nostre ciabatte, allora una l'appoggerò su quella sedia e quell'altra l'appoggerò qua, passando da questo buco che mi è avanzato qua dietro. A questo punto forse non sarebbe indispensabile, ma io ce n'ho già parecchia e quindi vado a ricoprire il piano con la carta da montagna. Dopo in realtà non si dovrebbe vedere, però essendo questa scura, se poi si vede un pochino ha già un aspetto sicuramente migliore del legno che risalterebbe un po' troppo. Quindi molto semplicemente vado a ricoprire tutto il nostro piano. Bene, adesso che il piano è pronto possiamo iniziare a collocare i pezzi grandi che abbiamo realizzato poi nel corso del 2021 e che adesso vedete inizio a posizionare per rendermi idea se i volumi e gli spazi che penso debbano occupare sono poi giusti e proporzionati, se la cosa mi convince.
Bene, questa sistemazione mi convince abbastanza. Vedete che ho inserito degli scatoloni come questo, quei due là dietro, per rialzare un po' le strutture delle cose che vanno dietro. E utilizzo anche delle vecchie cassette dei VHS per fare sempre dei rialzi e sono comode perché sono piccoline, modulari, belle resistenti ma leggere e quindi da mettere sotto. Vedete che ho collocato le cose lasciando un ambiente piatto al centro e incastrando i pezzi in una maniera che mi convincesse. Questo presepe non avrà un primo e un secondo piano, non c'è una vera e propria prospettiva. Tutti i pezzi sono circa per statuine da 12 cm. Adesso andiamo a vedere un po' l'aspetto luci. Non posso dilungarmi molto in questo aspetto perché altrimenti farei un video lunghissimo. Sul canale trovate già un video dedicato all'aspetto di come utilizzare i LED per creare dei piccoli circuiti in modo che funzionino a 12 volt. Comunque in questo presepe useremo diversi tipi di illuminazione e adesso vi faccio vedere quali sono. Le lampadine del fuoco, per esempio, vanno direttamente con la 220, quindi si attaccano alla corrente e fanno l'effetto fuoco. Ne avremo una qui dentro alla capanna e quest'altra che viene inserita dentro a questo forno in questa maniera e vedete appunto fa l'effetto fuoco dentro al forno. Tra l'altro questo è un forno che ho fatto io quando ero più piccolo e ho trovato anche quando? Lorenzo, Natale 2006, quindi esattamente 15 anni fa, quando avevo 15 anni. Mi sono quasi commosso leggendo la data, sono parecchi anni che faccio presepi, ecco. E niente, questo qui è il mio modello classico di forno, però non ho ancora fatto un tutorial dedicato e quindi magari prima o poi ve lo faccio. Comunque non è molto difficile, ma a me piace molto come viene. Vabbè, andiamo avanti con le luci. Un'altra modalità di luci che utilizzo in questo presepe è quella di utilizzare questi trasformatori che portano la 220 a 3,5 e quindi basta inserire questo trasformatore, c'è questa sua ciabattina e vendono direttamente delle lampadine che hanno in fondo una piccola spina che si infilano nella ciabatta e vedete si accendono. Questo è abbastanza semplice anche se un po' costosetto e si riesce a ottenere un presepe modulare anche per chi un po' magari ha le prime armi. Sono tutte queste lampade per esempio, oppure ci sono anche dei fili di luci come questo che ha più lampadine e li si collega sempre alla ciabattina. Di questi trasformatori con la ciabatta ne ho un paio e ho anche una ciabatta, diciamo una po' lunga, ecco, in modo da poter prolungare poi e aggiungere delle altre luci. Con questi lampioni andremo a decorare un po', magari ne metterò uno qui, uno in questo, qua pensavo di aggiungerne uno e forse uno anche dal pozzo, adesso vediamo. Poi però abbiamo anche il trasformatore da 12 volt che ci serve per i lampioncini che sono già inseriti nella piazza del mercato. Quindi libero un attimo da queste luci qui e vi faccio una panoramica su come utilizzo il trasformatore da 12 volt. Questo qui è il trasformatore da 12 volt che avete già visto nel video dedicato alla spiegazione sui LED. Comunque, in entrata c'è la 220 alternata e in uscita c'è la 12 continua. In realtà me ne dà due di uscite ma sono uguali. Ha un positivo e un negativo in uscita, mentre invece in entrata è indifferente. Qua si accende un LED verde che dice che ha energia e poi qua appunto esce la 12. Allora, per poterci collegare dei LED, o questi sono già cablati a 12, generalmente il LED è a 3 volt, però controllate. In ogni caso, se avete i LED a 3 volt, per poterli collegare a 12, o li mettete singolarmente ma ci aggiungete una resistenza e che quindi la porta a funzionare a 12, oppure collegate in parallelo, cioè uno in fila all'altro, 4 LED da 3, 3x4 12. Come funzionano questi qua dietro? Adesso proviamo di recuperare i fili.
ecco fatto, non so se avete visto, ma direi di sì, si sono accese le luci, sia questa, che le due che sono nascoste qua dietro. Quindi qua ci sono 4 LED da 3 volt, senza resistenza, collegati tra di loro a fare una catena che si vanno a inserire direttamente nella 12 volt. Mentre invece ho realizzato dei rocchetti di filo, ognuno con un LED, che vanno invece questi a 12, perché c'è una piccola resistenza a metà del filo. Quindi questo, vedete che si accende anche lui, ma si accende da solo. Questo è bianco. Ecco, i LED sono monodirezionali, diciamo, quindi bisogna mettere giusto il più e il meno. Questo è blu e pensavo di metterlo dentro al pozzo. Poi c'è un altro verde che volevo posizionare qui da queste parti per illuminare il cinghiale. E poi ho trovato anche questa, che è una luce molto potente, una specie di LED da inserire dentro i faretti. È di per sé molto potente e funziona già a 12 volt, quindi non ha bisogno della resistenza. Ma ho inserito questo, che penso si chiami tipo regolatore di potenza, in modo da poter regolare un attimo l'intensità di questa luce perché era molto forte. Vedete, anche con il regolatore di potenza fa una bella luce molto intensa. E questa qui pensavo di metterla dentro alla capanna, però forse vedrò di schermarla anche un pochino perché è comunque molto intensa. Se regoliamo al massimo la potenza fa una luciona che sembra giorno, guardate. Regolata al minimo fa una luce decisamente più praticabile, che pensavo di inserire qua dentro alla... Va bene, devo riattaccare il filo. Ho ricollegato i fili ed è tornato ad andare. Quindi qua c'è questa manopolina che ne regola l'intensità. Ho fissato in questo tutti i fili a questa semplice basetta di cartone perché questi sono fili molto sottili e finiva che a forza di muoverlo mi si rompevano qua dall'attaccatura. Allora, questo trasformatore adesso lo vado a mettere là dietro e ci arriveranno poi tutti i fili dalle varie strutture, mentre invece i fili singoli ovviamente correranno e si attaccheranno alle ciabatte. Quando siamo soddisfatti dell'aspetto delle luci e... Aspetta un attimo. Cioè, a me? Sì, A me le luci vanno già bene. Ah. lo sto dicendo io. Ah, lo stai dicendo lui? Ok. Quando siamo soddisfatti dell'aspetto che ha il nostro presepe con le luci e abbiamo finito di aggiungerle, possiamo andare a coprire quelli che sono gli scatoloni e le parti principali. Utilizziamo sia della carta da montagna sia direttamente del sughero. Iniziamo mettendo i pezzi più grandi e poi i pezzi più piccoli magari li copriremo dopo utilizzando anche del muschio.
Ora prendo dello scotch di carta, ne piego un bordino e lo attacco al bordo in modo che il bordino che ho piegato vada a fare tipo da paratia, da barriera, tutto intorno, alto circa 1 centimetro, e vada a impedire che le cose, la sabbia che andremo a mettere poi lì, caschi per terra oltre il bordo del presepe. Vedete che ho aggiunto altro muschio e adesso secondo me è giunto il tempo di fare la parte di piancito. Quest'anno ho deciso di sperimentare, qualcuno dei miei iscritti qua al canale me l'ha consigliato, la sabbia della lettiera dei gatti, che quindi è una specie di ghiaina fine, e con quella dovrei fare tutta questa parte qua davanti. Adesso che abbiamo fatto il piancito, non resta che mettere le statuine. Adesso vi faccio vedere le statuine tradizionali che abbiamo, sono di cartapesta. Ce le ha di là la nonna. Bene, direi che abbiamo finito, o quasi. Adesso vi faccio vedere qualche ripresa un pochino più ravvicinata. Fatemi sapere cosa ne pensate. Alla fine mi sono reso conto che le statuine, che pensavo di avere da 12 cm, sono praticamente tutte da 10. E quindi rispetto a tutti i vari pezzi che ho costruito in generale sono un pochino piccole, però pazienza, facciamo con quello che c'è. Detto ciò, io sono piuttosto soddisfatto, soprattutto anche di come è venuto l'effetto qua con la sabbia, che fa proprio un bel piancito davanti, che mi piace. Adesso bisogna vedere come viene con le luci spente, quindi prendiamo queste luci qua, questa, quella, questa qui, questa. Bello. È molto proporzionato con le luci. Per il presepe dell'anno prossimo, che cosa mi piacerebbe che inserissi qua? Io avevo pensato ai movimenti, che sono una bella sfida, non li ho mai provati. Voi ne avete mai provati a costruire? Fatemi sapere qua sotto in un commento e se avete qualche consiglio da darmi. Noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!